La Lega si rafforza ad Agrigento, il segretario regionale Stefano Candiani e il commissario provinciale Massimiliano Rosselli hanno conferito due importanti incarichi di partito. Hanno nominato infatti il vice commissario provinciale e il responsabile degli enti locali, vice commissario, l'imprenditore Silvio Alessi, già candidato sindaco del centrodestra nelle precedenti elezioni amministrative al comune di Agrigento. Responsabile provinciale enti locali sarà invece l'imprenditore Lillo Burgio, responsabile per la circoscrizione Europa dell'AIM, Associazione Italiani per il Mondo, e assessore comunale a Naro. Con queste nomine il commissario provinciale della Lega ha inteso rafforzare il partito che sarà presente con le proprie liste alle elezioni amministrative dei comuni della provincia di Agrigento, in particolare a Raffadali. La Lega presenterà una donna come proprio candidato sindaco, Elina Rampello, consigliere comunale uscente. Ad Agrigento invece, insieme a Fratelli d'Italia, la Lega appoggerà quale sindaco la candidata indipendente Daniela Catalano, avvocato e attuale presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. Sin dalla fine settimana, pertanto, il commissario provinciale Rosselli, il vice commissario Alessi e il responsabile enti locali Lillo Burgio si concerteranno con il deputato europeo Annalisa Tardino, responsabile per la campagna elettorale nei comuni della provincia di Agrigento, nei quali si voterà il 4 ottobre prossimo, in modo da rendere la Lega competitiva e, ove possibile, anche vittoriosa.